Non è serrata totale, ma tante sono le nuove limitazioni introdotte dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in serata. Il provvedimento sospende dunque le attività di bar, pub, ristoranti per tutto il giorno e non solo dopo le 18, mentre restano garantite le consegne a domicilio. Chiudono parrucchieri, centri estetici, servizi di mensa, mercati di ogni tipo. Saranno invece aperti tabacchi, lavanderie ed edicole. Potranno lavorare anche particolari categorie come idraulici, meccanici, benzinai e pompe funebri. Le industrie resteranno aperte ma solo con adeguate misure di sicurezza, cioè purché garantiscano iniziative per evitare il contagio, a cominciare dalla sanificazione dei luoghi di lavoro. Chiusi invece i reparti aziendali non indispensabili per la produzione e le aziende sono invitate a incentivare ferie, congedi retribuiti e smart working. Accolte quindi le richieste delle associazioni industriali a partire da Confindustria Veneto, che aveva chiesto con forza di scongiurare lo stop totale. Garantiti i servizi bancari, assicurativi, postali e i trasporti, con possibili riduzioni però per quanto riguarda quelli locali. Le regioni decideranno caso per caso, operativi taxi ma anche treni, aerei, trasporti marittimi. A definire le modalità interverranno accordi locali tra aziende, regioni e sindacati. Con il nuovo giro di vita il Premier Conte ha inoltre annunciato anche la nomina di un commissario per le terapie intensive con ampi poteri. Si tratta di Domenico Arcuri, l'uomo attualmente alla guida di Invitalia. Dovrà coordinare gli acquisti per le strutture sanitarie e potrà anche dare il via a nuove linee di produzione, strumenti che gli stessi ospedali veneti attendono con ansia.